ovviamente se viene chiamato a amministrare la propria città, io credo che sia la cosa più bella che possa capitare a un amministratore, e un politico in generale, che ha avuto la fortuna, e io mi ritengo un fortunato, di avere consenso, perché la gente ti premia con le preferenze. Per quel che mi riguarda non mi è capitato di fare una campagna elettorale diversa che a preferenza. Il fatto che nel tempo anche alle europee sia risultato essere il primo degli eletti a avere una provincia, ovviamente questo ti dà forza, cioè hai quel bagaglio, quello zaino alle spalle di responsabilità che non lo devi dimenticare tutti i giorni. Il sindaco della propria città è un sogno per chiunque faccia politica, e poi io, come sempre, sono un uomo a disposizione e di coalizione. Se la coalizione e il mio partito un domani, da qua a qualche anno, decidesse, ovviamente conoscerei discretamente Verona, visto che ho amministrato per oltre 20 anni, e credo di conoscere bene i quartieri, i problemi della città, e avrei già un quadro di cosa fare per i primi 100 giorni. Sicuramente non mi troverei in difficoltà. Sicuramente il sindaco, come il presidente della regione, fa bene se ha una squadra forte di persone attaccate al territorio, responsabili e che hanno voglia di lavorare. Noi siamo a disposizione dei cittadini, e se lei, direttore, mi chiede ma se la proponessero, ovviamente mi farei del di no.